tutti, sono Ivan Motorin del Movimento 5 Stelle di Udine, sono sulla ciclovia Alpe Adria all'altezza di Chiusaforte e precisamente dopo il lungo ponte ferroviario e qui praticamente si è costretti a scendere nella statale perché c'è una barriera che impedisce proprio di andare avanti verso Chiusaforte per via dei lavori di realizzazione del tunnel. C'è per fortuna un sentiero che scende giù, però è un sentiero molto ripido che bisogna fare con molta cautela. Adesso noi andiamo a vedere questo sentiero e dopo, in base a quello che uno vede, deciderà se uscire a Donnia e farsi circa 5-6 km di statale, che ricordo sempre una statale molto trafficata, oltretutto presenta un restringimento di carreggiata dovuto appunto ai lavori che devono eseguire, oppure se fare con cautela questa discesa molto ripida e dopo tornare alla vecchia stazione di Chiusaforte e risalire sulla ciclovia. Quindi andiamo a vedere com'è questo sentiero. Andiamo? Aspettare un po'. Vuoi che porti giù il carretto o io scappo? Faccio io dopo. Comunque, come vedete, molto impervio. Ok. Una strada molto, un sentiero molto ripido, molti sassi. Qui uno da solo ha molte difficoltà a scendere e meglio avere l'aiuto di due persone. Vedete che non è il massimo, anzi per nulla. Ok? Adesso dovresti riuscire. Aspetta che lei un attimo mano. Ok. Sulla Ponte Banna, oltretutto in un tratto in cui c'è un restringimento della carreggiata dovuta ai lavori, proprio un bruttissimo tratto. Quindi è meglio farlo con una certa serenità. You're not trying to be nosy, but you wanna know the things that I am thinking all about in my head. I'm dead. I get the feeling that I'm gonna have a sleepless night ahead. All this touchy-feely crap, and it's just in time for bed. You say to open up and let emotions run so deep. Poi qui si rientra a Chiusaforte, dove si va in cerca della vecchia stazione, dove riparte di nuovo l'Alpe Adria. Speriamo che i lavori di realizzazione del tunnel della Ponte Banna vengano completati in tempi celeri, ma leggendo poi là si parla minimo di 2 anni, quindi purtroppo questa situazione. Sicuramente possono sistemare quello scivolo, magari sarebbe una cattiva idea, in attesa di
della riapertura totale della pista. Feeling like I ought to just shove you on the bedroom floor. I get the feeling that I'm gonna have a sleepless night ahead, with all this touchy-feely crap, and it's just in time for bed. Ciclovia. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. What I wouldn't do to come over and be with you. What I wouldn't do to be with you. To kiss your little mouth, I'd unite the north and south. That's what I would do to be with you. What I wouldn't say to make you feel this way. What I wouldn't say to feel this way. Take your hand in mine, I'd turn water into wine. That's what I would say to feel this way. Your love has got me dancing way down in my soul. Your love is better than wine. Ecco, qui la ciclovia riprende il suo percorso. Rispetto all'altra volta hanno realizzato, come avete potuto vedere, un bello scivolo in pietra. Prima c'era una trave di legno che faceva da scivolo, quindi almeno hanno sistemato questa cosa. Comunque speriamo sempre che prima o poi finiscano i lavori di quella galleria e si possa tornare a seguire il tracciato. Questo è quanto, al prossimo video.